spinti dal nostro spirito, così dalla nostra ansia di fornire sussidiarietà alle istituzioni secondo quelli che sono i principi del Lions, abbiamo organizzato questo convegno nella speranza che possa, diciamo, riuscire a chiarire meglio le criticità del sistema Sicilia e, se possibile, riuscire a fornire qualche ricetta giusta per venire fuori da questa situazione di stallo. Io credo che a Bruxelles gli europarlamentari siciliani, nel caso specifico, devono svolgere una funzione di supporto alla nuova programmazione 2014-2020 che rappresenta l'ultimo treno che la Sicilia non può permettersi di perdere. Ma le linee guida che sono state concordate con Bruxelles sono caratterizzate da una attenzione particolare rivolta alle infrastrutture sostenibili, mi riferisco soprattutto al trasporto ferroviario e alla portualità. Ahimè, questa è stata una scelta non siciliana ma di Bruxelles, non vi è alcun tipo di finanziamento se non esiguo per infrastrutture stradali, vi è un finanziamento significativo a favore dell'agenda digitale, a favore della tutela ambientale, della prevenzione del dissesto idrogeologico, a favore della tutela del patrimonio artistico e monumentale. Vi sono parecchie misure, parecchi programmi che devono essere capitalizzati nella speranza di non perdere le risorse come purtroppo è accaduto nel recente passato. Non ha senso finanziare 10 alberghi in 10 posti dove non ci arriveranno mai i turisti se non c'è una strada per portarci. Non ha senso pensare di finanziare un porto e concedere il finanziamento 6 mesi prima della scadenza. La politica con i fondi strutturali deve creare le condizioni perché le imprese si possano insediare. Poi saranno le imprese dovranno fare loro occupazione. Non è la politica che crea l'occupazione nella pubblica amministrazione. Non ha funzionato la capacità di poter rendicontare tutte le risorse dei vari programmi. Nell'ipotesi, peraltro prevedibile, che non si riesca nel termine di rendicontare questa differenza di 2 miliardi e 100, ipotizziamo che non si riesca a rendicontare 1 miliardo di risorse, rapportiamo questo miliardo sul piano dell'economia della Sicilia. E allora quando in questi anni la Sicilia, a differenza del resto dell'Italia, ha prodotto un PIL negativo e vi sono stati dei mancati utilizzi di risorse comunitarie, il calcolo è ragionieristico. Ogni miliardo che non viene utilizzato ha un peso intorno all'1,50%. Un grande e generale accordo dipende da innovazione e da capacità del capitale umano di impegnarsi nell'innovazione. Per fare questo lo Stato è fondamentale perché può dare quei capitali pazienti che sono necessari per coprire quell'arco temporale che permetta all'innovazione di trasformarsi in produttività. Noi vogliamo avere anche un ruolo di supporto al territorio, tant'è che qualche settimana fa abbiamo costituito un'unità operativa nel nostro Ateneo che si possa occupare proprio di progettazione.